Buonasera. Io vorrei innanzitutto ringraziare Pasquale, che siamo diventati amici veramente stretti, che mi ha proposto di venire qui stasera. Io ho girato quasi tutto il mondo e ha tantissime cose che si dicono in tutto il mondo, per esempio l'America, come è bella l'America, come è bella, e c'ha anche lei dei suoi problemi. Come l'Italia c'ha i suoi, come la Germania, come tutte le altre nazioni. E questo quartiere, come si dice, questa 167, va un po' in giro, diversamente da come l'ho visto io stasera qui. E mi diceva un caro amico che sta qua in mezzo a noi, che per 200 persone, ci sono 80.000 persone qui, in questa 167, e per me sono 300.000 persone per bene che ci sono qui in questi quartieri. E questo fatto io lo porterò ovunque vado a cantare, dirò questa cosa che è molto bella, e grazie a voi che siete i partecipanti di questa situazione, siete quelli là che invogliate a fare le cose per bene alla nostra bella città e alla nostra bella Napoli. Grazie. Vi voglio dedicare una poesia di Francesco Fiore che si chiama Un galantuomo. Pensate che mi viene doma, tu dici qualche sorta mi darà, è galantuomo, e che sto galantuomo o sorta non lo tengo che dovrà, sono ragioniere, 1.000 lire un mese con 5 figli piccoli d'età. Quando mi faccio la croce per fare spesa, non sa ci stesse momento a mangiare. Mangio questo, mangio quell'altro. Ci sono più grosse che da studiare. Se un anno master, sono criticate. Non figli ragionieri affaticati. E soffre in cotte come Cristo in croce, che aspetta Pasqua per si fa e aspetta, non hai sa voce, perché mi metti scorrere al locale. Presente che mi viene doma, io che so galantuomo, lo sordo non lo tengo, dovrà. E quando dico a te non tengo spicce di rina, perché va che tu a un pane si radiccia e mangia asciutto per non scomparire. No, maestro, siamo noi della sono mortificati. No, non abbiamo noi parole. Indifferentemente si tu macino non ti dico niente. Questa Indifferentemente è nata nel 1963 e abbiamo fatto l'abbinamento, io e il grande Mario Abbate, che adesso sta in cielo a cantare con gli altri artisti. Facciamo un applauso a questi artisti nostri che sono lì, che ci stanno accompagnando. E dunque questa canzone è di Mazzocco e Mattucci, e nel 1963 noi abbiamo vinto il secondo premio al Festival di Napoli e abbiamo venduto un maremoto di dischi, tanto che la casa discografica ci regalò e la Visserate, dove apparteneva Mario Abbate, il disco d'oro, e la Durium, dove appartenevo io, con il disco d'oro di Indifferentemente. Allora, a nome di tutti consegniamo questa targa che della Leggo Parrocchia Santa Maria Maddalena, Associazione Magdala, al maestro Mario Trevi, che con la sua voce, le sue canzoni e la sua musica ha contribuito a rendere conosciuta la città di Napoli in tutto il mondo. Christmas Song Contest, 7 gennaio 2023. Grazie. Questo qui è un momento a Giulio che mi ha fatto il sindaco di Napoli poco tempo fa. Questa qui la metterò veramente con tanta gioia nelle mie cose belle della mia carriera. Grazie veramente padre, e veramente siete una bella famiglia, questa qui che vi circonda alla vostra chiesa,
è veramente una bella famiglia, sono delle persone per bene, della bella gente, è sempre così ci ha messo la forza anche il mondo. Grazie, buona serata. Grazie, grazie maestro Trevi.